Il nuovo emendamento della maggioranza di governo di fatto fa dietro fronte sul tema dei vaccini, conferma l'obbligo e abroga dal decreto mille proroghe lo slittamento dell'obbligatorietà all'anno scolastico 2019-2020. Come dire, il caos è servito se si considera che sarà ritenuta valida l'autocertificazione fino a 10 marzo. Ma non in Sicilia, dove l'assessore alla salute Ruggero Razza, attraverso una specifica circolare, avverte: senza profilassi niente scuola. I bambini della scuola dell'infanzia, per essere ammessi in classe, i genitori dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione. Il provvedimento dell'assessore stabilisce che le ASP dovranno fornire direttamente agli istituti scolastici i dati vaccinali di coloro che frequentano la scuola dell'obbligo. Previsto inoltre un incremento delle figure professionali impiegate nei centri per le vaccinazioni, che con molta probabilità, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, verranno prese d'assalto dalle famiglie. Le ASP dovranno muoversi subito. Le direzioni strategiche delle aziende sanitarie infatti dovranno individuare già da oggi medici, assistenti e infermieri da poter immediatamente mettere al lavoro nei centri vaccini. Il provvedimento interessa il personale assegnato alla continuità assistenziale in regime di plus orario, ma anche i medici convenzionati del 118. Le ASP potranno stipulare anche rapporti di lavoro temporanei, utilizzando parte delle risorse economiche destinate ai progetti obiettivo del Piano Sanitario Nazionale. Le aziende sanitarie avranno 5 giorni di tempo per presentare un piano attuativo aziendale.